Beh, ecco, io penso che di questo bisogna prendere atto. Già nella esperienza precedente si era avviato un percorso, c'è anche un percorso culturale da fare. Penso che i numeri e quindi l'entità dell'impatto che avrà questa nuova disposizione sarà decisamente migliore rispetto a quella precedente, perché si comprenderà ancora meglio, e quindi anche gli incontri come quello di oggi hanno questa funzione dell'opportunità che viene data, e certamente semplificare le procedure e l'approccio con la pubblica amministrazione va nella direzione di una giusta relazione tra l'istituzione e il cittadino. A chiederlo sono anche le imprese che stanno vivendo una crisi forte. Anche questo provvedimento sarà sicuramente un provvedimento capace di creare valore aggiunto, una goccia decisamente nel mare, ma penso che dovremo prendere spunto anche da questo provvedimento per estendere anche a altri settori, ad altre iniziative, interventi che possano effettivamente creare volano e far ripartire questa economia. E le perplessità sollevate da alcuni sindaci, cosa si sente di rispondere? Ma le perplessità sono legittime, perché quando si vanno ad analizzare le norme si evidenziano sempre elementi che possono essere di criticità. Le innovazioni indubbiamente rappresentano ragione di messa in discussione di se stessi e degli altri. Penso però che si debba tener conto anche delle riflessioni che vengono fatte, e al tempo stesso comunque penso che possa essere dato anche un messaggio di tranquillità, perché mi pare che le norme siano abbastanza applicabili, o lo siano applicabili.